Saranno settimane decisive per la riforma dell'Ater che ha modificato i canoni di accesso o permanenza negli appartamenti di edilizia popolare. Le polemiche di questi mesi si sono accese attorno a quell'ISEE fissato a 20.000 euro che taglierebbe fuori chi pur non navigando nell'oro si trova oltre la soglia magari per l'arrivo del TFR o nel caso dei pensionati per qualche risparmio in banca. Il 24 settembre sindacati, comitati e associazioni di inquilini avevano presidiato Calle Larga 22 marzo a Venezia, a poca distanza dal Consiglio regionale del Veneto, dove erano stati poi accolti e rassicurati dall'assessoria ai servizi sociali Lanzarin sull'arrivo di correttivi che evitino qualsiasi ingiustizia. Ma fino a che non arrivano, la mobilitazione non si ferma. Una nuova manifestazione è stata indetta per sabato 28 settembre con partenza da Campo San Geremia. Considerando che coloro che subiranno le conseguenze di questa legge regionale abbiamo contato ben oltre le 4.000 persone, per cui credo che ci sarà una grossissima affluenza anche proprio per le reti che si creano, no, attorno a questa questione, perché non è una questione solo appunto di chi è in difficoltà e di chi alloggia nelle case popolari, ma è una questione che riguarda appunto le città e la gestione soprattutto di una città come Venezia che già ha grossissimi problemi di spopolamento. E proprio che si tenga conto dell'assoluta peculiarità di Venezia è stata una delle richieste avanzate durante l'incontro che si è svolto in Consiglio regionale. Venezia è una città particolare che già subisce un esodo per via del caro affitti, per via delle affittanze turistiche che sono sempre di più. Venezia è una città anche dove l'alloggio, l'edilizia residenziale pubblica vede migliaia, centinaia di appartamenti vuoti e sfitti, quindi le politiche dell'Ater riguardo all'edilizia residenziale pubblica veneziana sono pressoché nulle.